Tutto bene? Sì, è tutto a posto. Perché da una parte avevi bisogno, no, di un po' di tempo per prendere il ritmo partita e tutto, dall'altra ti trovi comunque all'improvviso a gestire le settimane di una squadra professionistica dopo anni, eccetera, per cui magari può esserci qualche un po' di fatica, eccetera. Dei due aspetti qual è che prevale, diciamo? No, fatica no, non sono affaticato, anzi, sto bene, lo dico al preparatore, al mister, lo sanno che sto bene e che sono disponibile, no? Non ho ancora bisogno di riposo, è soltanto un mese che abbiamo iniziato, che io ho iniziato. Si torna sempre al solito discorso, si va in trasferta, c'è bisogno di cominciare a far punti anche fuori, per quanto ti riguarda anche a fare gol probabilmente, finora hai segnato solo alle Ugane. Sì, io devo ricominciare a segnare perché è un pezzo ormai che non lo faccio. Fuori casa dobbiamo assolutamente fare i punti, questo numero 0 che ci perseguita deve cambiare assolutamente, dobbiamo iniziare da Bari, dovevamo già aver iniziato, però ora ci capita l'occasione di Bari, dobbiamo cercare di superarli, di batterli e di uscire da questa situazione che non piace a nessuno. Al di là del fatto che non piaccia, come la state vivendo? Cioè, si pensava già da qualche settimana, si dice bisogna partire a fare punti fuori, però poi alla fine non sono mai arrivati. Cominciate ad avvertire anche una certa tensione ad approcciarvi a partite del genere, visto il rendimento? Ma attenzione, comunque sia un po' il timore di perdere si ha, però non deve essere un ostacolo, dobbiamo superarlo e dobbiamo assolutamente fare dei punti. Non abbiamo paura, abbiamo semplicemente, non siamo sicuri di farli perché ecco, può capitare una partita come il Reggio che ormai ce l'ha in pugno e poi in uno svarione ti cambia totalmente la partita e poi la testa per il resto. Contro il Brescia, secondo te cosa è successo? Sei d'accordo innanzitutto con quello che ha detto il mister ieri, cioè che Padova comunque ha fatto la sua partita, ha giocato bene? Beh, noi abbiamo giocato contro un Brescia importante, anche se aveva alcune assenze, è una signora squadra, quindi penso che la nostra partita l'abbiamo fatta. Potevamo ragimolare di più, ma potevamo anche ragimolare di meno, credo sia stata una partita equilibrata. Dobbiamo migliorare sicuramente sotto tutti gli aspetti, perché dobbiamo segnare, non possiamo rimanere a zero sui gol durante le partite, dobbiamo segnare assolutamente e la difesa deve stare più attenta. Senti, forse quella del Correggio è stata la partita in cui si sono visti in assoluto meno palle gol da parte del Padova. Pensi fosse un fatto di modulo? Vi ho visti sbracciarvi, correre tu e Pasquale, però alla fine palloni giocabili ne avete avuti comunque pochi. Di Reggio? Scusa, di Brescia. Sì, abbiamo cambiato modulo, forse non l'avevo, cambiandolo così da una settimana all'altra non si è ancora piuttosto sicuri di come muoversi. Però se continueremo in questo modo adesso già miglioriamo. Le palle gol arriveranno, siamo fiduciosi, sappiamo di avere dietro dei giocatori importanti. Ci sta una partita che magari trovi meno spazi perché appunto c'è una difesa come quella del Brescia che sinceramente l'ho visti molto, molto forti, molto attenti e che lasciavano pochissime possibilità. Senti, al di là di risposte diplomatiche, tu ti troveresti meglio in assoluto con quale modulo, in quale posizione? Perché so che hai giocato in diverse posizioni, sia esterno, che seconda punta, che prima punta, così, cioè per le tue caratteristiche tu dove ti vedi meglio? Ma forse io con le mie caratteristiche mi trovo meglio a partire un po' più esterno e puntare l'uomo magari palla al piede, piuttosto magari che fare la torre davanti, però è un ruolo comunque sia che
che riesco a fare, anzi finora penso di aver fatto discretamente bene, quindi se il mister ha bisogno che faccio la torre, non ho nessun problema. Comunque nel caso, insomma, se dovesse tornare ai tre davanti, eventualmente come si è visto quest'estate, come ti piegava Marcolini, mi pare a destra che partisse, Sì, no? sì, a Cioè destra, per te a non c'è sinistra problema? Cioè, no. non è un problema, sì, in quel Anzi, modo forse non mi piace. addirittura insomma, esalterebbe secondo te le tue caratteristiche. Tipo, Beh, sicuramente sfrutterei di più la velocità, quindi magari mi troverei un po' meglio. Durante il ritiro del campionato penso di essere andato bene, ho segnato quasi tutte le partite, quindi credo che quel ruolo mi ci trovo bene, però ripeto, non voglio assolutamente dire nulla. Mi piace anche giocare come prima punta a fianco a un giocatore come Christian che con le sue qualità ti può imbeccare in qualsiasi momento. 6 mesi fa giocavi nei dilettanti, oggi ti alleni con Tommaso Rocchi di fianco, com'è la sensazione? È una sensazione importante. Devo barcollare un po' fra il chiedergli l'autografo e pensare che gli devo rubare palla, quindi adesso sono un po' destabilizzato, però è un ragazzo tranquillo, anzi mi ha dato già in quei pochi giorni che abbiamo fatto, mi ha dato un sacco di consigli, anche per esempio sabato a fine primo tempo mi è venuto a parlare, mi è venuto a dire qualcosa che sbagliavo, quindi credo che sia un acquisto importantissimo per la squadra, ma anche per noi ragazzi più giovani, che ci può insegnare tantissime cose.